Ritirato Bixi Mo, la serata al Savio si chiude con una condizionata sul miglio in cui sono 8 i partecipanti, 1 Tancredi Sartor, 2 Bono Jet, 4 Belena Jack, 5 Belgnaro Lussi, 6 Bumpit of West, seconda linea 7 Babel VL, 8 Biancaneve SM, 9 Beverly Trio. Favori che si contendono Bono Jet e Babel VL, quest'ultimo più seguito comunque rispetto al cavallo in prima fila. 200 metri ancora allo stacco. In partenza velocissima al comando è Belena Jack, che ha superato Bono Jet. Partito con cautela numero invece 8 Biancaneve SM, Babel VL, c'è stata la rottura di Biancaneve SM. Intanto sulla piegata in vantaggio procede Belena Jack nei confronti di Bono Jet, che rimane nella sua scia. In terza posizione Tancredi Sartor, mentre cerca di venire al largo Babel VL, che però aveva concesso qualcosa in partenza e ora cerca di venire via. Intanto Babel VL in poche battute si porta su Belena Jack, l'attacca, ma Belena replica e i due si distaccano con Babel VL che completa i 600 insieme a Belena Jack, 47,2, ma con un parziale in curva molto svelto, e ora insiste nuovamente all'esterno Babel VL. Se ne vanno 800 metri in 1-1-3 con 29,4 però di secondo quarto. Ancora Belena Jack che cerca di replicare a Babel VL, si mantiene a contatto Bono Jet, poi all'esterno Belgnaro Lussi, chilometro in 1,16,5 con Belena Jack in vantaggio. Babel VL che prova ancora a rimanere al suo esterno. Siamo a 400 dalla conclusione. Bono Jet invece è in seconda posizione lungo la corda. Sposta a questo punto Belgnaro Lussi, che viene in terza ruota al completamento della piegata. Va sulla coppia di testa Babel VL che insiste all'attacco di Belena Jack, ma insiste anche Belgnaro Lussi che viene via a centropista e nel finale prende vantaggio. Ed è quindi Belgnaro Lussi che viene a vincere, mentre per il secondo posto Bono Jet regola Babel VL, mentre più indietro dovrebbe essere Tancredi Sartor. 1,15,2 con 32 a chiudere. Bel primo piano per Belgnaro Lussi, Alfredo Galeazzi in sediolo. Andiamo a rivedere le battute conclusive. E Belgnaro Lussi che vince davvero bene. Il secondo posto per Bono Jet che sul palo piega un coraggioso quanto intraprendente Babel VL. La vittoria quindi per Belgnaro Lussi, Alfredo Galeazzi, Manuel Galeazzi al training per il signor Alfredo Galeazzi, che è neanche il proprietario. È tutto per questo convegno di corse. L'appuntamento è per martedì prossimo 16 agosto.